Padova da oggi per alcuni giorni la capitale mondiale della sanità, è iniziato il forum mondiale appunto sulla salute e sulla sanità. Allora andiamo in collegamento da Gabriella Basso. Analizzare la salute nel senso più ampio del termine, comprendendo tutte quelle che sono le attività necessarie a garantire uno stato di benessere della popolazione a livello planetario. E questo è l'ambizioso progetto, il focus della seconda edizione del World Health Forum, il forum della salute che si tiene a Padova, 3 giorni dal 13 al 15 di marzo e che si è appunto aperto oggi qui al Pala Congressi della Fiera. 3 giorni dove luminari della scienza, della tecnologia, della medicina, della farmacologia a livello nazionale e internazionale si confronteranno su quelle che sono le sfide future in tema appunto di salute, parlando dai farmaci alle future possibili pandemie, come saperle affrontare, come curarle, e anche dal punto di vista tecnologico, la medicina, la scienza applicata alla tecnologia che per la salute dei cittadini, perché tra l'altro il futuro vede una cura sempre più personalizzata del cittadino. Una sfida, detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che ha aperto questa seconda edizione del forum della salute, che il Veneto ha accolto e che lo vede primeggiare. E da Padova è tutto, la linea torna allo studio.